Anche io con mia moglie siamo contenti di essere qui la seconda volta a Vallelunga, grazie a Dio, e come diceva il pastore, come anche dicevo l'ultima volta, che avrei portato mia moglie. E molti di voi mi domandavate, dice, ma la prossima volta viene tua moglie? Ci fa piacere conoscere la più bella della Sicilia. Infatti ogni volta dico, ma che mi facisti? E lei niente, dice, il Signore fece tutte cose. E grazie a Dio mia moglie è contenta quando gliel'ho detto e grazie a Dio siamo felici, ripeto, di essere qui e anch'io voglio ringraziare Dio e il pastore Carmelo con sua moglie Antonietta, che sono sempre gentili, ospitali, disponibili, accoglienti, e che amano Dio e che fanno sul serio con il Signore. Ripeto, che fanno sul serio con il Signore. Ve lo posso garantire. Amen. Grazie a Dio. E con mio figlio giovedì siamo stati in una chiesa a Enna, con mio figlio Emanuele, dove Dio ha benedetto la chiesa di Enna, il pastore, sua moglie, parecchi erano lì, hanno ricevuto anche la parola profetica, un messaggio molto forte che ha toccato i cuori e gloria a Dio per questo. Poi noi stasera, quando finisce il culto, prenderemo il treno e saremo ospiti da un pastore a Palermo. Domani mattina abbiamo il culto a Palermo e poi di pomeriggio saremo nella provincia di Palermo, ad Altavilla Milice, anche per un altro culto. Quindi grazie a Dio, vedete, voi sapete che Dio mi manda in tante chiese, tante comunità, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Poi, piacendo a Dio, a giugno con mia moglie saremo in Calabria, in altre chiese anche, e ringraziamo Dio per questo. Porto i saluti anche della nostra chiesa di Catania, qualche volta inviterò anche il pastore Carmelo con sua moglie, anche quanti di voi volete venire. Noi abbiamo il culto di domenica pomeriggio, ok? Quindi grazie a Dio per questa nuova amicizia che è nata col pastore Carmelo, amen. Alleluia. Avete pregato per me? Avete pregato per noi? I bugiardi non entreranno nel regno di Dio. Noi abbiamo pregato per voi, io ho pregato per voi, con mia moglie abbiamo pregato per voi, per il pastore, per sua moglie, per il culto di stasera. Niente è scontato, la preghiera è importante. Non è che le cose vengono così, dobbiamo soprattutto, noi facciamo la nostra parte, poi Dio fa il resto. Noi diciamo così, noi facciamo la nostra parte, poi Dio farà il resto. E ringraziamo Dio per questo. Amen. Vogliamo un attimo pregare in questo momento? Alleluia. Signore Gesù, grazie che stasera ci dai questa possibilità di servire, l'onore di dire le tue parole, quelle che escono dal tuo cuore per il tuo popolo, per i tuoi figli qui a Vallelunga. Signore, grazie Signore, perché tu hai pensieri di pace per dare un avvenire, per dare una speranza, Signore. Voglio ringraziarti, voglio benedirti, perché tu sei qui con noi, in mezzo a noi, per parlare ai nostri cuori, Signore, per rialzare, per dare forza, per dare speranza, Signore, alleluia, per farci comprendere, Signore, il tuo desiderio, la tua volontà, il destino che tu, Signore, hai prefisso per ognuno di noi. Nel nome tuo santo Gesù, amen. Amen, accomodatevi. Se volete un titolo, stasera per il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore, voglio parlare stasera, desidero parlare sulla fede, ma non una fede che sposta i monti, neanche su una fede che fa miracoli. Io credo ai miracoli, io credo che la fede di Dio sposta le montagne, tra virgolette, che la fede di Dio fa miracoli, che è soprannaturale, che fa l'impossibile, ma non è di queste che voglio parlare stasera. Stasera voglio parlare di un aspetto importante della fede per noi credenti. Sapete qual è? L'argomento è avere una fede sincera.
non finta. Amen? Quindi quando di voi volete prendere appunti, so che è registrato, non so se c'è il sottofondo musicale, possiamo mettere, la musica mi aiuta, mi ispira a predicare, a profetizzare, a pregare per la Chiesa. Prendete con me prima, secondo Timoteo, il capitolo 1, e leggiamo il verso 5. E dice così la parola di Dio: mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide, tua nonna, ed in Eunice, tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Notate, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo: io ricordo la fede che tu hai in Gesù come non finta, ma genuina, autentica. È vero o non è vero? Perché l'Apostolo Paolo dice questo? Perché al tempo dell'Apostolo Paolo, nella Chiesa primitiva, grazie a Dio c'erano tanti la cui fede era una fede sincera, era una fede autentica, era una fede originale e i fatti lo dimostravano. Ma ahimè c'erano alcuni la cui fede era finta, perché apparivano come persone che magari facessero credere che loro fossero dei fratelli, ma in realtà simulavano. Quindi non erano genuini, non erano persone genuine riguardo alla fede, riguardo al percorso che dovevano fare con il Signore. E anche oggi non è la stessa cosa, non è cambiato. Grazie a Dio per tanti, io giro, voi sapete anche, avete le vostre esperienze, io giro tante chiese, tante comunità, chiese italiane, chiese rumeni, chiese brasiliane, chiese filippine, chiese italiane, insomma tante. Grazie a Dio perché il mio cuore desidera incoraggiare sempre la Chiesa. E ho visto e sto vedendo tante cose che il Signore sta facendo nelle chiese, c'è molta sofferenza nelle chiese, ma Dio è sempre pronto a incoraggiare. Ora questo messaggio deve essere un messaggio su cui dobbiamo riflettere. Dobbiamo noi rispecchiarci davanti a Dio, confrontarci con Dio, fermarci e dire: Signore, la mia fede con te è una fede sincera o una fede anche magari superficiale, una fede epidermica, una fede tradizionale, una fede religiosa, oppure una fede in Gesù, una fede autentica. Quando noi parliamo di una fede originale, autentica, sapete perché l'Apostolo Paolo usa questo termine? Perché nell'antichità, quando si costruirono dei vasi, nell'antichità, sapete, loro costruirono dei vasi e i vasi che magari uscivano, che erano un pochettino lineati, mettevano la cera, la coprivano con la cera per far credere alle persone che compravano che era un vaso originale, ma in realtà era allineato, coperto dalla cera. Ecco la parola sincera, significa senza cera. Originale, sincera significa senza cera, autentico, non lineato, non fare finta, non far apparire quelle che sono, quello che non sono nella realtà. E mi piace l'Apostolo Paolo che dice: io so che la tua fede, sono convinto che la tua fede è genuina, è autentica, ma anche in tua mamma la fede era autentica, anche in tua nonna era autentica. Perché ricorda e menziona la mamma e la nonna? Perché l'esempio nella famiglia è importante. Un genitore che è un esempio nei confronti dei figli è importante, perché Dio vuole benedire la nostra discendenza e noi dobbiamo essere un esempio perché poi la nostra discendenza possa
anche abbracciare la stessa fede che hanno avuto i genitori. È vero o non è vero? E perché noi possiamo vedere la nostra casa, la nostra famiglia nel presente benedetta, se noi vogliamo vedere i nostri figli, nipoti, prenipoti, quelli che verranno dopo di noi, per essere una discendenza benedetta, salvata, è importante che noi facciamo la nostra parte, perché noi vogliamo essere un esempio di figli di Dio, esempio come genitori anche, nella propria famiglia, come padri, come madri, come mariti, come mogli. Perché sapete, il ministero più grande di Gesù non è stato quello di cacciare i demoni, il ministero di Gesù non è stato quello di liberare i posseduti. Il ministero più grande di Gesù, sapete qual è stato? Che è stato un esempio, come uomo. Ci siete? Essere un esempio è importante nella famiglia, non solo nella famiglia, nella Chiesa anche, nella società. Essere un esempio è la volontà di Dio. Dio non cerca innanzitutto i doni, i ministeri nella nostra vita. Dio non è interessato a quello che appunto sono i doni e i ministeri. Dio è interessato piuttosto che al comportamento, al carattere. Quindi essere umili ed essere di esempio nella famiglia e nella Chiesa. Infatti guardate cosa dice Paolo. Paolo dice: io sono persuaso che la tua fede non è finta, che abitò prima in Loide, in tua nonna, e poi in Eunice, tua madre. Quindi la mamma di Timoteo ha fatto di tutto perché suo figlio potesse prendere la stessa strada, ma ha fatto una cosa importante, ha fatto di tutto per essere un esempio verso Timoteo. E la nonna di Timoteo ha fatto di tutto perché sua figlia potesse prendere abbracciare la stessa fede, perché è stato un esempio anche sua nonna. È vero o non è vero? Sì o no? Essere di esempio è importante. Ora, cosa significa praticamente essere di esempio? Portiamo degli esempi. Essere di esempio, portiamo degli esempi. È importante capire che Dio è un Dio di equilibrio. Dobbiamo stare attenti agli estremi. Quindi io dico che quali sono le priorità per un credente? Che prima viene la comunione con Dio, poi viene la famiglia e poi dopo viene la Chiesa. C'è il lavoro anche. Quindi prima viene la relazione con Dio, poi viene la famiglia, dopo viene la Chiesa. Perché il primo culto è nella famiglia. E se i tuoi figli vedono, tu che sei genitore, che tu sei una donna che legge la Bibbia, che prega a casa, che magari se uno dei coniugi sbaglia, l'altro chiede scusa e lo abbraccia, i figli guardano, vedono. E se tu abbracci tua moglie e gli chiedi scusa, se ci sono abbracci e carezze nella famiglia, tuo figlio farà la stessa cosa quando si sposerà, che dirà: mio papà e mia mamma sono stati un esempio per me, perché ci sono stati momenti di incomprensione, ma io vedevo e sentivo che si sono perdonati, scusati e si sono abbracciati. I figli hanno bisogno di essere abbracciati, accarezzati, perché i figli non dimenticheranno mai, non il giocattolo, ma non dimenticheranno mai che il suo papà e sua mamma lo hanno abbracciato, l'hanno abbracciato. Valorizzare i figli è importante. Usare parole positive nella famiglia è importante. Essere l'esempio, questo significa praticamente nella famiglia. Perché dire ai figli: tu non sai fare niente, tu sei scemo. Dire parole negative ai figli: tu sei stupido, tu non riuscirai mai. Questo, sapete cosa significa? Significa che
sicuramente ferirà la sua anima, il suo cuore. E lui sarà convinto che veramente non sa fare niente, è stupido, che è scemo. Queste parole, soprattutto in una famiglia cristiana, non devono esistere, anzi, i genitori devono dare parole positive ai figli e dire: tu ce la farai, tu avrai successo, ritenta e vedrai che riuscirai, tu sei intelligente, tu sei capace. Questo crea stima in te stesso. Ma le parole negative abbassano la stima per se stesse. Molti soffrono oggi di bassa stima di se stesso. È vero o non è vero? Si sentono inferiori agli altri perché tutto è iniziato nella famiglia da piccolo. Io mia moglie lo abbraccio sempre, ogni giorno. Mio figlio con mio figlio in mano ci abbracciamo sempre. Mia moglie sempre ci abbracciamo. Al punto in cui dice: mamma mia, basta, non ce la faccio più. Perché come lei ha testimoniato da piccola, non ha avuto né abbracci né carezze dai genitori. E quelle che gli è mancato, Dio attraverso di me gli sta dando. Gloria a Dio. Perché gli abbracci fanno bene. Gli abbracci rassicurano, mettono sicurezza nella nostra vita. È vero o non è vero? Quindi se tu sei un genitore e magari perché magari i tuoi genitori, dici: ma i miei genitori erano così, non prendiamo l'esempio negativo dei nostri genitori. Tu puoi dire: se mio padre è stato così, che non l'ha fatto con me, io lo devo fare con i miei figli. Perché è importante. I figli si ricorderanno. Essere d'esempio significa questo. Che possono dire, i tuoi figli possono dire: sì, mia mamma a casa leggeva la Bibbia, a casa pregava, cantava le lodi del Signore, però non trascurava la famiglia, non ha trascurato me, non ha trascurato mia moglie, mio marito, cioè mio papà, mia mamma. Non siamo stati trascurati, abbandonati. È vero o non è vero? Una fede sincera. È importante, anche nella Chiesa. Perché tu puoi alzare le mani qui, puoi cantare al Signore, ma noi non lo sappiamo, molti non lo sanno quello che tu fai fuori durante la settimana. Come ti comporti in famiglia, fuori. Ti comporti allo stesso modo? Sei un cristiano 7 giorni su 7 o sei un cristiano soltanto il sabato e poi magari lì ritorni ad essere una persona come tanti altri? Essere d'esempio è importante. Se tu sei un cristiano, una cristiana, tu farai di tutto. Se c'è qualcuno stasera che ancora ha il vizio di fumare, non è un giudizio. E tu fumi davanti ai tuoi figli, non stai dando un buon esempio. I tuoi figli faranno la stessa cosa. Mio padre fumava, io fumo anche. Mio padre beveva e io bevo anche. Dobbiamo essere coerenti, quindi non perfetti, nessuno è perfetto. Non sto parlando di perfezione, solo Gesù è perfetto. Stiamo parlando di sincerità. Dio ama la sincerità. Dice la Bibbia che Dio ama la sincerità nell'interiore. È vero o non è vero? E non significa che non sbaglieremo più, che non commetteremo degli errori. Noi possiamo anche commettere degli errori, cerchiamo di non commettere errori, ma questo non significa che se noi commettiamo a volte degli errori non siamo sinceri. Tu puoi essere una persona che ha commesso degli errori, possiamo commettere degli errori, allo stesso tempo sei anche una persona sincera. È vero o non è vero? Soprattutto nella coppia, tra coniugi. È importante l'esempio. Chi deve dare l'esempio per primo in una coppia cristiana? Il marito.
Il marito dovrebbe dire alla moglie: senti un attimo, fermati che preghiamo tutti e due. Non so quante coppie cristiane qui a casa pregano, a casa. Che è facile pregare qui in chiesa con i fratelli, ma le prime due persone che devono pregare devono essere marito e moglie. E se ci sono i figli piccoli, i genitori devono dire: venite che facciamo la nostra preghiera a Gesù. Tu stai dando un buon esempio, tu stai seminando e un giorno raccoglierai. È vero o non è vero? Chi deve dare l'esempio nella famiglia? Il marito, il padre. E voglio farti una domanda: chi comanda a casa tua? Tuo figlio, tua figlia, piccolino, o comandi tu? Perché se tu lasci comandare ai tuoi figli che sono piccoli, non sei un esempio. Loro cresceranno viziati, perché i figli hanno bisogno di amore, ma anche di disciplina. Sì o no? I figli hanno bisogno, perché sono furbi i bambini. I bambini sono furbi. Loro tastano il terreno. Allora la Bibbia dice che noi dobbiamo valorizzare, dare amore, affetto, abbracci, provvedere ai propri figli, certo, ma anche allo stesso tempo ci vuole la disciplina, perché altrimenti ci sarà solo confusione in quella casa. E Dio dice: cosa stai facendo? Dio ha messo nella famiglia come autorità i genitori. Devono essere i genitori a dire ai figli quelle che devono fare e non devono fare. Non i figli devono dire ai genitori quelle che devono fare e non devono fare. Io mi ricordo mio figlio Emmano quando era piccolo, minorenne, perché se è minorenne tu ci devi andare in un modo. Quando è maggiorenne non lo puoi obbligare, tu lo puoi consigliare, è vero? Ma quando è minorenne, allora noi dicevamo: prima di andare al culto, noi stiamo andando al culto, ti raccomando, siediti, stai vicino a noi, te ne vai alla scuola domenicale, ok? Ti ricordi? E se lui diceva: sai, no, oggi io voglio stare a casa, no, tu devi venire con me, perché tu sei minorenne, tu a casa non ci puoi stare da solo. Sai papà, ma io non mi sento, tu devi venire lo stesso, anche se non ti senti. Perché se sono minorenni, sono i genitori quelli che devono dire ai figli piccoli quelli che devono fare e non devono fare. Non devono, l'ultima parola non la devono avere loro, a meno che hanno la febbre, stanno male. Ovviamente se stanno male, hanno la febbre e devono stare a casa. Ma quella è un'eccezione. Tu non puoi dire ai tuoi figli piccolini: noi andiamo al culto e tu vai dalla nonna. Voi venite al culto e lasciate i piccoli alla nonna. No, tu devi venire con me al culto, perché i bambini piccoli devono già da piccoli vedere e imparare e seminare qui nella comunità. E loro si ricorderanno della scuola domenicale. Se si dovessero allontanare un giorno, abbiamo conosciuto dei credenti che quando si sono fatto grandi si sono allontanati dalla fede, ma poi sono ritornati perché si sono ricordati della scuola domenicale, le canzoni, la scuola domenicale. È vero o non è vero? Cosa significa essere d'esempio? Questo significa essere d'esempio. Dio è un Dio di ordine, non di confusione. Quindi la Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa. Allora c'è un tempo di leggere la Bibbia, c'è un tempo di venire al culto, di essere fedele al culto, di servire nella Chiesa e di mettersi a disposizione al pastore e dire: pastore, cosa posso fare? Devo pulire la Chiesa? Sono disponibile. Cosa posso fare? Mettermi al mixer? Non lo so, alla scuola con i bambini. C'è un compito. Dio ha dato un compito ad ognuno di noi. È vero? E sapete, il pastore è alla ricerca di persone su cui fare affidamento. Persone fedeli, che fanno sul serio. Voglio farti una domanda. Stai giocando con Dio o stai facendo sul serio? Sei superficiale nel Signore o vuoi essere profondo con Dio? Vi ricordate quando Gesù dice:
quando si riferisce al suo ritorno, dice uno sarà preso e l'altro lasciato. È vero o non è vero? Avete letto questo? Noi abbiamo pensato che chi sarà lasciato, abbiamo pensato, ed è anche vero questo, che sono gli increduli, sono quelli che non hanno aperto il cuore a Dio. Sì o no? Quelli che saranno presi nel rapimento sono i credenti, giusto? Noi saremo rapiti. E quelli che saranno lasciati quando Gesù ritornerà sono quelli che non hanno aperto il cuore a Dio, quelli che sono stati disubbidienti, fornicatori, adulteri, che hanno praticato magia, stregoneria e via dicendo. Ma sapete una cosa? Che ci saranno anche, e quindi dobbiamo riflettere su questo, ognuno di noi siamo responsabili davanti a Dio, nessuno di noi si può vantare e dire Signore, io per primo devo stare attento, devo essere vigile, perché ci saranno alcuni che si sono dichiarati credenti in Dio, ai quali Dio dirà, io non ti ho mai conosciuto. Ma io andavo in chiesa, io non ti ho mai conosciuto. Signore, ma io credevo in te, io non ti ho mai conosciuto. Perché tu non facevi sul serio con me, perché non eri sincero. Signore, ma io ho fatto miracoli, ho visto miracoli, ho visto persone. Non ti ho mai conosciuto. Perché i tuoi scopi, i tuoi interessi erano altri. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi non saranno soltanto i ribelli, quelli che non hanno aperto il cuore a Dio, ma ci saranno alcuni ai quali Gesù dirà, io non ti ho mai conosciuto, persone che andavano in chiesa. Ecco perché la sincerità è importante. Essere d'esempio è importante. È vero o non è vero? Io so che parecchi di voi siete persone sincere, ma Dio ci chiama ad essere più profondi. Non ci accontentiamo di essere mediocri, sufficienti. Vabbè, io arrivo qui, fin qui mi basta. Scendi più in profondità con Dio. C'è di più di Dio, c'è di più della sua presenza, c'è di più della sua gloria, della sua potenza. Non mettere limiti. E se devi invertire le priorità, se tu devi invertire, aggiusta le priorità nella tua vita. C'è qualcuno che sta trascurando la relazione con Dio a casa o preghi soltanto quando vieni in comunità? Ma chiudersi nella cameretta è importante, perché Dio è un Dio di premi e di ricompense. Il Padre tuo che ti vede nel segreto ti darà? Ci saranno premi nel cielo, ma ci sono ricompense terrene anche, presenti. Perché in Ebrei dice che quelli che lo cercano, perché Dio è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ci sono premi e ricompense. Essere sinceri con il pastore, con la Chiesa. Essere d'esempio. Amen. Questo è il messaggio per voi stasera, che non è per mettervi senza di colpa, non è per giudicarvi, non è questo. Lo scopo, l'obiettivo non è questo, ma quello su cui riflettere, dire Signore, ma un attimo, voglio esaminarmi. Quindi se devo aggiustare qualche cosa, aggiustala. Dio ti dà la possibilità, ci dà la possibilità di aggiustare le cose, di mettere ordine. E se devo cambiare, lasciamoci cambiare da Dio. E se dobbiamo togliere qualche cosa, togliamola. Se dobbiamo invece aggiungere qualche cosa buona, aggiungiamola. Gloria a Dio.
una fede sincera, essere di esempio. È importante davanti a Dio e davanti anche agli altri. Perché una persona sincera sarà credibile. Una persona che si impegna ad essere un esempio sarà una persona credibile. Amen.